Salute a tutti e a tutte, adesso dipendente. Oggi siamo con Francesco Cappuzzi, questionai su muttetu chi si narra da sa moda campidanesa, o testi cantati in cave bascio. Poi tesu fatto apparecciare questo a Topio. Poi ta esti meda de brusu disconnottu, no es meda va mau, commenti si de capesusu, sono il locutoro. Poi taga tiene una struttura meda difficile de comprendere e de spiegare chi non si vede scritta, su manco chi non è di spiegata bene. E sonai che non feuso meda, non questionaus meda de poesia, che tutto de politica, ma non des indipendente, ma questa Fonosu po' mei esti su mutettu esti una forma di resistenza culturale de basciu. Mo questa globalizzazione ti rendi ponendi modello su chi punti arrescinti in ogni luogo, punti appariccendi, punti ponendi a sta cultura tutto sa matessi colori. Dunque, questa è una forma di resistenza che anda da tutelata e anda da diffondere questa conoscenza di questa cosa. Dunque, poi sa cantata de Capesuso è più connota, è più sull'estra, finta sa più moderna, pare, cioè si botta in risposta all'estero. In questa a sa moda campidanesa esti più su lenta, esti più su intriccata, però esti ed è mannaica non da comprendemmo prima de da biri scritta come ti fiata. Poi mi tanti fatta biri scritta e mi piace a me da questa cosa. Mm. Saluti a tutti. Cosa de nascere mera mera. Magari torna a piegare su che hanno voluto le udorese su. E te succede che adesso sono abituati a una rima, uno schema metrico preciso, rimas a tumbadas, baciate o interveradas, intrecciate, è sempre questo, sa sottara e sta ici. E poi come ti hanno è chiaro sui continenti, è metricau, in decasillabi, e te succede, lo adesso ascoltare su un tetto, ma mai non c'è rima, non c'è metrica, mai non senti cantare. Una volta non comprendi, il tarotto c'è sta palla su un tetto. Il logo reso. Se invece vi causa manca uno di capo basso, manca sia comprendere perfettamente questa lingua, se non ha mai intendi, se non scegli come ti funziona su un motetto, come ti funziona questa gara, non solo più cose, no, ma cosa stai intendendo? È una mistura di cose, non si comprende e t'ha rotto, è che sono idee esante, poi questione di geografia, poi di storia, poi che non, se uno non sceglie le regole, ci punta questa base, del suo tetto della gara, tu lo ranai, ma anche comprendere questa lingua non devi gara su Zucci e sa cantare. E come ti uno si vuole a cascare una partita a palloni senza scegliere come ti funziona questa partita a palloni, questa regola. Uno pensa, ma poi te non pica sa mano su palloni con il mano e ci tu getta direttamente in porta. Poi te devi cercare con le spese, non è facile. Tu tira con il mano e tu ghettala. Eh. Dunque, in moi bieusu pongo una cantata de Bittiredda che viene da sta cantatora de su fine 700 e s'inizio del 800. Via meda brava, via da vammata in tutto su Campitano. E sa cantata si chiama da Cammino 66. Moi, Francesco, spiegasi come ti funziona, come ti è sta rima, devo non da bio sta rima. Chi legge su destra, mo come ti è, non è dato manco una. Sì, questo è un mutetto, non so se è piegato, no, non è piegato una gara, è un mutetto a sei, una reso. E quindi è- aiuta a comprendere una delle cose de sciripo, comprendi la cantata campidanese, cioè su mutetto. Ehm, Proprio da cantare. Non so. Cammino sei sei, cadi mute a rui, in mano ai gusto moro, che appena chi mi vidi,
mi sighi passo passo, ma in calcolo non do pongo. E questa è sta sterrina, quindi in modo ligio, cammino 6-6, cadimo di arrui, in mano è questo moro, che appena che mi piri, mi sighi passo passo, ma in calcolo non do pongo. È un'arma, non c'è rima, non c'è metrica, cioè in noi cantaresti un settenario, un ottonario, e poi uno non ha mai, me ne importa del sumoro, poi te, questa è la bellezza di questa poesia nostra, questa non è su messaggio, non è su coro, su mottetto, ma è un'introduzione, a Deus. A parte che se uno è competente, già da noi a Renesci, questo manco, poi da Renesci a comprendere cagliarese voi su succide su mottetto, che sa rima, che sa parte venire dopo, che in questo caso è su coro dongo a tui, sa vidi dall'asso a me. Quindi e questo è un messaggio di amore, veramente. Non c'è rima. E poi una età c'entra con su moro, con chi mi biri, passo passo. Poi c'è un mutetto nostro e sta ici. Funti, è un mutetto, ma funti due partisi, due sperras, che non funti necessariamente a capiadas semanticamente, cioè del senso. Poi intesi due immagini completamente distinte. E infatti noi, questa sterrina, questiona de una scena de vita, Nereus, una vaga poetica, e invece sa su coro, cioè sa rima o copertanza, esti un messaggio di amore. Su coro donga a tui, sapiti dalla sua me. Ehm, E poi come ti pensi questa rima? Se andavi a Ligi, oppure che andavi a Torrai, su Motetto, vi su che su Rimuvei, cammino 6-6, torna con me, sapere la sua me. Su secondo, Timo di Arrui, su coro dongo a tui, in mano con su moro, torna con coro, dongo a tui su coro. A tui dongo su coro, sinara depreso a retrogai, cioè pigai fuego su, de sa copertanza, Gesù morigai, poi fai dorrai rimasa con sta sterrina. Eh, Poi c'è Biri, Fidi, Passu, Lassu, Pongu, Dongu. Questo è un motetto antico, Nareuso, e si conosce del suo fatto che questo schema metrico del Rimasa non si chiede su che si nella sta regola, cioè si nella spaino, cioè in suo senso che su primo e su secondo vei da 40 precisamente. 6 mei a lui. Esatto fuori invece un po' non ti cambiai, quindi in confronto sul sistema a regola che magari che sono usato, ecco, non c'è un ordine preciso, il moro torna con coru che sovrimo fuedu e sovrimo vei, biri con fidi, passo torna su secondo vei, quindi po' da dai cruzza, non c'è uno schema preciso del rimas, però su è chiaro che ogni fuedu de sta rima torna con due vei de sta sterrina. E quindi so spanto è questo, commenti Ecco, sui punti. moi e usuvi commenti funti sa rima, commenti è fatto un mutetto singolo, esanai. Però poi, sa cantata, questa è una cosa, è una cosa difficile da sei. Poi dovresti, sa cantata, in cui pure è abbastanza introchillata, come esanai. Poi come ti, non so come ti funziona da sta cantata. E non io so che poi sta mutettata o sta cantata mutetto lungo, normalmente si fa in quattro, il numero standard è questo, a volte si in tre sicuro, o in cinque, però su Bruschi Capitale è di essere in quattro. E quindi come ti funziona questa gara? Appunto, ad ognuno, ad ogni cantatori deve fare un mottetto, quando lo cara isso, mottetto lungo o mottetto grosso, però noi che siamo usi su mottetto lungo. Ehm, e quindi immaginiamo su come ti sto giocando a cartas, cioè ci punti turnus, i quattro cantatori si tengono in un ordine preciso, che si sceglie all'inizio chiaramente. Posso essere Deo primo, secondo Ivan, terzo Fulano e quarto un altro. E si che fai, quindi quando tocca a me canto su mutetto, poi tocca a Ivan cantare su mutetto, stato cantare su mutetto, eccetera.
E sarebbe una cosa importante che quando toccano a me a cantare su un tetto, devo cantare su un tetto, non mi posso stentare in mera. E, e non è, vabbè, così. Il problema è che su un tetto poi di improvvisare, quindi si fa un sconto su, più o meno appunto 3 minuti su, poco un po' su un tetto. E non può scrivere su un tetto, ma può, tu rendimenti preciso, e, appunto, quindi se ho capito come funziona sul mottetto, sta gara come funziona? Su primo chi canta, su Mondadori, pone di fai decidere esatto su cagliare su questo argomento, cagliare su argomento di questa gara. E dopo in sa rima del suo primo mottetto, non in sa sterrina. Poi, cadunare la boinaga cantara sa rima, che poi si comprenda in boinai è un'altra questione. Poi s'altra, quindi, tornando a fare su conto, se avremo difficoltà è sa lingua, vabbè, in buoni in aria, uno che comprende su sardo, è fatta. Se il secondo problema è conoscere un mottetto, e quindi c'è sta sterrina e sta cobertanza. E questo pure non è che è fatta. Terza questione, a comprendere come funziona questa gara. Quindi si segue su filo in base a su chi narra su primo cantatore. Quindi se uno arriva a metà di gara non gli comprende nulla, perché decidere detta punti cantanti cantatori. E come non narra dal suo primo cantatore questo argomento, me la porta a sotto metafora si narra, quindi un po' di questionari di una signora eleganti, un po' di questionari di un nemico che fa da temi, un po' di questionari di un'amica che tornava ad Agatai, poi questionai di un regno con battaglie, poi questionai di un giardino, e, e quindi tocca esatto scantaroli, comprendi e c'è sta palla del giardino, oppure del suo nemico, oppure del suo re, del suo scrigno, punti l'otto su immagini si vuoi ti casa chi guanta voi s'argomento su vini, a cui è qua. Però chi ne decidi di qual è su tema di questa cantata, Francesco? A volte do decidi su comitato. O se nunca su comitato entrega sta gara a un cantaroli, quindi su cantaroli decidi questo argomento. Ma a volte se è un'occasione particolare, o diresti che questo argomento sia a pezzo di questa occasione, con la festa della liberazione, oppure la festa di un santo. Ehm, o se nunca questo argomento può dirsi Bruso Oberto, cioè si comprende un luogo di Bruso o si comprende chiaramente detta questionendi, però per essere questa metafora ci si è tutto. Poi un argomento aperto, poi scantaroli e o mi vengo a curri, e bieso si lompo primo, o non è che sa gara è che sa cantare tutto, all'ompi primo, poi non è che è su Bruso chi figura in questa gara. E questo può essere un argomento aperto. E invece l'argomento serrato ce n'è mera, si vuole pensare sempre argomento nuovo. Eh, e quali sono le difficoltà? Posso pubblica comprendi dei questioni su cantatori e poi scollega su gruppi, poi non mi posso rispondere, prendi questioni di stati, ormai su Fontaroli la questione della signora, poi adesso si stadi, poi però poi si è tutta altra cosa, quindi non ci faccio una figura proprio scarsa, sì. Anda bene, intanto subiu su mutetto, subiu commenti essi argomento, cioè stannai che c'è su fondatori che conosci di quando alla fine serrao, conosci di argomento e poi però commenti essa Sì, sì. cantata, ci punti tattica, sa strategia, sa alleanza, sa intra cantatori, commenti tieni di fatta sta cantata, che punti in quattro, commenti si pungi in tivuru, de pare vari, commenti va in ti? Sì, allora, intanto il svolgimento della gara normalmente, ma non è una regola, senti caso in quattro, su primo intreccia si narra con su dei tre, e su secondo su dei quattro, botta e risposta, ma non è una regola ferrea, Marius. Però, cosa manco, sia la, pensa solo questioni di tempo, su, devi comporre su un tetto, e come ti faccio a
fra virgolette, a vincere questa gara. Intanto, vabbè, e poi fai perfettamente il mutetto senza sbagliare, vabbè. Non c'è manco da ammettere che veramente così. Se uno non riesce a fare, non alza la palla, tipo come sai. Secondo, proponi un argomento, o comunque sa, proponi paragoni, si narra, cioè a, a ampliare fino al su che andavo su Vundalori, a, a over rinnovare questo argomento, a fare paragoni che siano ehm, che, non so, che possano dare peso a sta gara. Non devo offendere sicuramente, non mi devo fare più mano su chi sei, e devo cercare sul limite di questa decenza di sminguare i colleghi. Cioè, ho vincito te, morso vita, vita a me, a morso tua, o sul contrario. Quindi, sì, poi una gara troppo, se non ci punti, se non si batte la Nuvago, poi è troppo, non dessi bene una gara, ci deve essere un Nuvago dei viveri, de cose. Mm. Dunque, sa, c'è Eh sì, uno pago dei pibili, si punge pago pago, può fare questa cantata buona. Però due punti, due tipi di cantata. C'è questa cantata a fini serrau, scetti su fondatori, conosciti su tema, o a fini aperto. E noi, ognuno te ne dice, su fini con nottu, e in particolare, in qualunque sì. cantata, di essere Sì. una cantata di suddetori, in scuola dei suddetori puro, e noi di punti isparti in causa, cioè e stannai dove da uno professore, uno fa su bidelli, uno fa su studenti e uno fa su presidi. Senta, partecipato danese e un rubulo in questa cantata, a metà bella, e veda meta spantosa questa cantata. Sì. Questo, durante la cantata a tema, sì, quindi ognuno o estrazione a sorti, pigliano un demo, non casa, su pubblico donano un demo da cantare. Normalmente i punti, poi una specie di commedia, su Pastori, su Messaio, su Cassadori, su Barracello, Marino e Mulleri, oppure, e lo che tu fai in mera, questa de cantare, anzi, tu fai casi scetti aici, tu fai a tema, dobbiamo tenere a Monteto Longo su una cosa che oggi è impossibile, però che qualcuno garantia c'è stia a tema a Monteto Longo. Invece questa versata che si fa la gode a Montetara, poi resti che si fa a tema. Questa chitarra, sì. Sì, questo lavoro poi è una regola abbastanza fissa che questa chitarra si farà a basso e contra e sta versata a chitarra. Però non sempre stai, cioè non sempre stai. Una volta se succede, de fai sia da questa chitarra che sta versata a basso e contra. Andava bene, intanto su una pregunta pizzu su di com'è lo stato di salute delle gare. E stannai, sono che è una forma di resistenza della letteratura popolare che in qualunque maniera c'è si scetti noi, su molti campi danesi non c'è in un luogo. Allora, come ti è? Qual è lo stato di salute delle gare? Dunque, adesso ci siamo una in mezzo di unos 10-15 anni, non che siamo contenti di 10-15, però che ha cominciato a ascoltare e dopo più devoras all'inizio, sicuramente quando fai sempre, sgara si pianta a mera di bruso, 20 anni fa, 15 anni fa e 10 anni fa, fu sempre lo pago. Lo scatotto di mutettadas, ancora si fa si fa in te, però se ho punti, boh, con caso una ventina a sanno, 20 anni fa diventa 100, 200 a sanno. Ehm, e quindi sicuramente un declino da questo punto di vista c'è. Su pubblico, poi una motettara si banda bene, c'è unos 100 persone, insomma, si banda bene, bene, bene. La media è più bassa, serata media e invece se è alta media. Giovano su chi ascoltano, che nessuno c'è e c'è sempre stato, però serata media è abbastanza alta.
e questo bien di fuori, cioè pubblico e numero di cantanti. Da parte intro invece non riuscivo, perché abitano fai non ci fermo intro, però mi pare che sa comunità, no, comunità non mi pare, ehm, il cantautore è tutto su, se col sistema di questa cantata, c'è sti ancora, cioè si pigliano su o spuntino, su cantai, c'è su cantatori de Valco, c'è su Versarori, e c'è su Appassionato, e ci punti cantatori sì, giovani, c'è Gigi Zunchedu, tiene unos 20 anni, c'è Simone Immoni, unos 30. E il problema è che non funti cantatori, sì. Eh sì, c'è Luca Vanna, Matteo Brau, ehm, Versaroli, leva coppo con tu. Due conosciamo già, conosciamo cantanta, perciò che de 25 anni, 30 anni, so che cantano, appunto cominciano a cantare a verso. E quindi, per gusto, una cosa che non sei pessimista. Il problema è che a cantare tra noso e noso non è che sia sul massimo, cioè è come giocare a pallone sempre in amichevole, se non c'è questa, sta partita più pubblica, non va che perdi senso sta cosa. La barra è uno di fago, cioè una maniera così spaziale, però perdi di, perdi meno. I giovani giocano a pallone, poi c'è su calcio di professionista puro. Se non ci pensi questo, non uscivo, non gli so più cosa. Non è. Poi i punti impressione, se è difficile a spiegare bene sugli bio, sugli penso, perché c'ho il tempo, toccherà a scegliere su, a essere conosciuto in questo ambiente, quindi però potrà spiegare, può riassumi, se vuole ma più mano che in occasione per cantare tutti pagos, Altra canta in cosa pubblico. che denienta prima pianta questa forma che suonava della letteratura popolari, il cantatore pianta bene visto, su pianta come i dotti del paese, deve essere una cantata antica che si chiama la cantata dei dotti. E fiate commenti su sindaco, su preti, sui carabinieri, sui cantatori, poi ti ha contato storia, vi donata informazioni, si girata de bidda in bidda e cantata fiata sciri is novas de si che succediata in is altra biddas, o in su mondo e tutto. Sì, sì, sì. E tenienta, pianta dottu su porta tenienta sul livello culturale dell'epoca viene meda pro basciu, del tempus antico su viene meda pro basciu. Tenienta finezza de argomentazioni, so, tenienta, fianta considerau su i scientifici del suo tempo, dessa, po' cantu per tocca da su pensiero. E sta di pensa, sa. Certo. Ma poi a volte sa finezza de documentazione, se non fosse cose de va. Cioè uno pensa magari che sia uno basta un cantare uno che stiamo a usare e basta, no? C'è cultura, palasa, c'è conoscenza delle tradizioni, c'è un apprendistato, non è che uno da una rilassata si vuole a cantare. E poi volevo un'altra cosa, se non mi scaresci, in sul mondo dei scantarosi comunque ponai, sa lingua è susarda, no? Difficile si questione in italiano, mentre se ponai gruppi folk, se no, non voglio. No, a parte su cantai, ma fino a se in luogo privato, quando cantavo, quando che stiamo fra noi, polnese, sapevo lingua è italiano, però quando sei con i scataroli, sì, con i amigos che stiamo in sardo, e non è solo, è punti vagos se sono questa cultura sarda che acontece da cioè gruppi folk, beh, non voglio mai dire esatto, però gruppi folk che sono in italiano. I musicisti, magari sono di musica sarda, non sempre, però ce n'è mera che manco due questioni a usare. È identitaria a Marola, perché se non ci si questione sardo e non riescono a bene. Non conosci sul mondo de, mm, de sta Sardegna, come ti posso dire? Ma me la volta se si questiona de l'Aurera, de Drigu, de Pastori, si tocca a conoscere fino a questa cultura de poveri cantai.
e poi ricomprendi questa cantata. Non è una cosa che ci vuole su una vernissata de sardu e bessi, no? Non sta aici. Anda bene. Deu, si che penso Deu, sta cantata non è una cosa scetti tradizionali o folcloristica, ma è una cosa bia, non è cristallizzata, poi tan Augusto. Nota che quando ascoltavo su cantatas, non si questionano de, certo, sa musica e su stili si ripeti, come in tempus antiquus, però i temas no. I temas questionano de cose de oggi, questionano de guerra de Palestina, questionano de Israele, de Ucraina, che dessa speculazione energetica, de cosa politica, se de su mondo. Dunque, è uno, non duongo in mese cose folclorizzata de su folklore cristallizzato, nuda contro su folklore, però non duongo in mese gustas. Lui si ingegneri puru e a proposito di innovazioni si realizzato due fainas. Sì, beh, te questa tradizione non da più come una cosa fissa in su passato, questa tradizione è evoluzione comunque. È importante che su filo sia da continuo, non è, su tetto non scio da un arriba, e no, questa cultura del su tetto nasce, vai cagando, vai cagando, però su filo che si conosce è sempre su gruppo, non è che io portavo una matta fuoristera, può fare una metafora che pure essere una puntata di una cantata. E sta matta nostra che è sceso a un a posti sarraceni e quindi te me sta raccontando, mi scarescio. Ah, giusto, giusto. E quindi siamo tornati di Curu, si aiuta a chi bene venia e ti ho fatto posta cantata uno una cosa di cosa che mi bisogna è a prova e smuttetto a solo e quindi ha fatto un'applicazione Android un po' accompagnare, quindi bacio e contra. Questa applicazione è Contramatic. Sì. Poi il chi cantanta ancora, che qualcuno tenente questa registrazione di questa cosa, con su toccare a morire sui registratori, play, rewind, stop. Questa applicazione serve di pure che può cantare come di accompagnamento. Ma c'è si denara una cosa, che in capo e bascio i voci punti d'uso su bascio e sa contra, mentre in capo e su punti tresi e fanti adesso su tenori e tra voci. Sì. Potevano semplificare in me, si gioca questa misura che de su tenore, tenere il proso manco, ma che questa melodia erano differenti, su timbro è diverso, mera, però c'è su basso e sa contra, quindi una grai bascia che è su basso e una media che è sa contra, e poi su cantatori che è una da sulla. E l'Elettronedas invece adesso il mondo dell'Onedas, che però dopo noi che sul mondo dell'Onedas è mera plubiazzo, è pieno di giovani che sono, 20 anni, 18 anni, 16 anni, con questa tradizione dell'Onedas non c'è pericolo di estinzione, su manco 50 anni si sta a posto, però a parte questo, e poi 20 anni fa io non era propriamente aici, comunque quando mi sono accostato a questa musica sarda, poi ho cominciato a suonare l'Onedas e sicuramente ho studiato elettronica e sicuramente l'Onedas fa in bordello, in condominio, e poi in attendias sempre poi si accordadas, e quindi uno che ne paga tempo e chi vive in condominio non ha un problema a tenere l'Onedas de game. E quindi ho fatto l'Electronedas che punti da fare facili, un sintetizzatore dell'Onedas che si suona però come l'Onedas è tutto, quindi senza devi adattare troppo a questo strumento. E chi vuole fare tutto il concerto solo che ci punti, quindi tonalità, sì, tonalità su concerto, perché l'Onedas funziona una famiglia di sonos, c'è mediana PPA, c'è punti organo, cambiano in ora, sono le cose che ci punti che su suonare Spotify. Eh, sì, poi se estensioni, uno a Savini sicuramente è tutto elettronico e poi scioperai sa nota per nota e quindi si vuole fino a sperimentare un vago. Eh,
E s'aggiudo est chi, appunto, chi funt sempre accordadas, e chi pozzo sonare con i scuffias, chi seu viaggiando in treno, come tanti fatto con s'accordamus de tutto, chanter, de allenamentu. Certo, sonare in palco con l'eletroneda non è che sia, è come suonare con la tastiera invece del su pianoforte. Si vuole fare, se uno è in spiaggia o non vuoi ammoddiare la neta stegana. Però, su zone non vado più povero, ci fare mai. Andava bene Francesco, intanto si sarebbe a Saccabu, si salutava, si torna grazie, poi sai, contau dei scantatas a Samoda Campitanesa, parlavo grazie a tutti si che ti ascoltano, e luego si ascoltau una cantata. Saluto a tutti. Allora, grazie a Ivan, ringrazio a tutti e a Sibiri Mellus. Maria dona poderin assugoru da Brahmadan che dispenserà celestin pochi spiriti e non si intristiden fino a ultimo fine da prego chi non s'abbrucidi s'anima mia in segreto suggettato ogni errore in tutto un paese si entrega Maria donata Maria donata poteri s'amori lucidi assisti di amara non nega prezzetto a chi rinde meri e a solo rubi da Brahmada Sugoru da Brahmada non nega prezzetto a chi rimerindesti s'amori lucidi assisti de amada che dispenserà